Ci risponde subito il nostro ospite, siamo che è il grande Luca Bertoncello, che ci fa il piacere di tornare dopo la prima volta. Ciao Luca, come stai? Buongiorno a tutti, grazie Paolo, grazie Nicolò, sto molto bene. Bene, noi siamo reduci in realtà da settembre, dove ci siamo visti alla Città dello Sport di Bassano e tu presentavi la tua attività. Facci un po' un recap di quello che rappresenti, insomma. Sì, sono coordinatore nazionale della Vinzun Academy. La Vinzun Academy è un'accademia che nasce nel 1992 ad opera del mio maestro Grandmaster Paul Tang, che è attualmente il fondatore e il responsabile, diciamo, coordinatore mondiale. E assieme a Master William Pons, sì, certo, ok, no, perché nelle arti marziali di solito ci sono. No, è vivo e vegeto. Okay. Allora salutiamo anche lui. Lo sa assolutamente. Certo, e coadiuvato da Master William Pons, che invece è il referente europeo. Loro non vivono in Italia e quindi diciamo io coordino a livello diciamo nazionale un po' l'accademia, coadiuvato anche da altri insegnanti ed istruttori chiaramente. La cosa interessante è appunto che è nata nel 92, quindi ha 31 anni di storia, che insomma nel panorama marziale non sono proprio poche, nel panorama sportivo in generale. E in particolare poi le arti marziali, come tu ci insegni, non è solo una questione di tecnica, ma entra il focus della persona, per cui è una capacità anche di approccio con l'altro, della squadra, anche della disciplina in senso stretto, perché io credo che in particolare poi anche sotto il tuo sport c'è una vera e propria filosofia, giusto? Sì, esatto, le discipline marziali tradizionali, in questo caso il Vinzun, che è la disciplina appunto che portiamo in avanti dal 92, sicuramente non sono solo un'attività sportiva, ma sono molto di più, nel senso che comunque vanno a toccare sia l'aspetto fisico che l'aspetto mentale, che l'aspetto disciplinare, cosa che al giorno d'oggi è molto importante riprendere in mano, perché anche lato ragazzi, giovani eccetera, ma anche adulti, comunque è una cosa importante mantenere un equilibrio, mantenere una disciplina nella società, mantenere un proprio modo di essere, insomma di vivere chiaramente, che ci lasci esprimere ma che sia anche rispettoso verso gli altri, insomma cosa molto importante. Ma proprio hai toccato un punto che è davvero interessante e ne approfitto ad approfondire con te, che è quello della disciplina e il rispetto poi della regola, e in particolare quando si ha a che fare con il corpo, che è una macchina, passatemi, da guerra, se uno non la sa ben utilizzare, lo leggiamo anche nelle cronache di tutti i giorni, per cui avere la consapevolezza di quello che è il mezzo, in questo caso di quella che è l'arte, voglio dire, non è una cosa così scontata. Sì, chiaramente il corpo e la mente sono uniti, quindi non è che parla uno e parla l'altro sono uniti, parlano in simbiosi chiaramente, no? Quindi una volta che il corpo fisicamente è stabile, la mente è stabile, tutto funziona in armonia. La cosa importante è appunto avere consapevolezza del proprio corpo, quindi attraverso le pratiche che anche noi facciamo come disciplina tradizionale. Attraverso questo la mente acquisisce sicurezza, e quindi anche il fatto che spieghiamo spesso sulla difesa personale, dove facciamo anche con le donne questi corsi di difesa donna eccetera, non è nient'altro difesa personale che una consapevolezza appunto di corpo e mente. Una volta che tu sai che in una determinata situazione puoi agire in un determinato modo intelligente, ecco che la difesa personale è fatta, non c'è una tecnica prefissata per la difesa personale, quindi questo vale sia per difendersi sia chiaramente per vivere come persona. Ovviamente sono sempre cose collegate, insomma non le distinguerei. Ascolta, da quanto cominciano i tuoi allievi ad avvicinarsi alla disciplina? Cioè i più piccolini, diciamo, da che età lo consigli? Non lo so. Diciamo che il Vinzun è una disciplina un po' particolare, nel senso fa parte degli stili di Kung Fu chiaramente, quindi arriva dalla Cina. Però essendo che non è acrobatica, non ci sono gare, soprattutto diciamo la parte giovanile molto piccola, quindi piccoli dai 6 ai 10 anni non sono tantissimi. Personalmente ho qualche allievo che viene alla sera con il gruppo adulti che ha 10-11 anni, però sono molto pochi. Mediamente diciamo si inizia dai 16-17 anni, la media, dopo chiaramente può essere dato un po' a tutti. E siamo qui con Luca Bertoncello a Radio Voice, anche con Nicolò DG, Nick è quell'altro, come vuoi. Ok, al 32799888968 ci siete anche voi, infatti ci state già scrivendo, arriviamo anche per le domande, ma io prima volevo riprendere Luca, che mi ha colpito
appunto l'attenzione sul discorso della donna e la difesa e l'autodifesa femminile, perché ci picchia, soprattutto in questo periodo qua, se leggete vedete i telegiornali, ci sono ladri, furti ovunque, sotto casa, dentro per le case dei sindaci, ormai la gente non ha più rispetto per nessuno, per cui adesso sapere mollare anche qualche colpo magari può essere utile, soprattutto magari per scappare e non rimanerci in qualche situazione un po' più tragica. Per cui tu fai anche queste giornate che sono molto interessanti, raccontaci un po', insomma. Sì, noi operiamo appunto in due fasi. La prima fase è quella chiaramente attraverso la disciplina tradizionale di andare a sviluppare la mente delle persone, quindi creare una disciplina sia per i più giovani chiaramente, ma anche per i meno giovani. È il fatto proprio di educarli, l'educazione a livello generale nella società che un po' viene meno in questi ultimi, soprattutto 15-20 anni ho notato io, ma già partendo dalle scuole, dico sempre, lo scrivo anche sui social. Noi possiamo fare qualcosa lo facciamo, però chiaramente in primis servono le famiglie, servono l'educazione nelle scuole, nelle istituzioni, eccetera, eccetera, perché se noi prendiamo come riferimento delle persone, delle istituzioni o chi per esse che non sono disciplinate, come fanno i nostri ragazzi a imparare a essere disciplinati in educazione? Cioè noi siamo quello che i ragazzi vedono, quindi noi in primis dobbiamo essere disciplinati. Per quanto riguarda invece il secondo aspetto che dicevi sulle donne, come appunto hai detto, teniamo spesso questi eventi, queste lezioni intensive o in pacchetti gratuite per lo più in collaborazione con varie amministrazioni comunali per quanto riguarda appunto dare un'infarinatura alle donne per imparare a difendersi. Questo si chiama metodo Viper, è fondamentalmente un estratto del Vinzu a livello diciamo concettuale, chiaramente tolta tutta la parte direzionale. Siamo sempre qui con Luca Bertoncello che parlava di Vinzu, arti marziali, i corsi per l'autodifesa delle ragazze e delle donne, ma soprattutto mi diceva che è partito con una nuova iniziativa legata anche agli over, alla terza giovinezza, chiamiamola come volete. Adesso i nuovi 65 anni sono i nuovi 20, ho letto questo articolo. Dici un po'. Sì, esatto, appunto come ti dicevo all'inizio, noi copriamo la parte diciamo giovanile, copriamo la parte adulti, copriamo la parte donne, eccetera, eccetera. Quest'anno ho intrapreso anche questa diciamo iniziativa per quanto riguarda gli anziani, attraverso delle lezioni chiaramente non di Vinzu, perché il Vinzu in sé è una disciplina molto potente, molto incisiva, molto pesante se vogliamo anche sotto l'aspetto pratico, che appunto deve servire per la difesa personale, non è uno sport a combattimento, ma è una disciplina appunto che mi permette di difendermi in strada. E chiaramente agli anziani questo non si può fare ovviamente per ovvi motivi, però facciamo con loro una sessione di Qigong, si chiama Weidan o Neidan, che sono fondamentalmente un lavoro interno, perché il Vinzu come ogni disciplina tradizionale cinese che si rispetti deve avere una parte esterna e deve avere una parte interna. Il lavoro interno è il lavoro diciamo un po' più morbido, quindi lavoro di stretching, lavoro di una sorta, io lo chiamo ginnastica cinese quando rappresento anche a questi anziani, e abbiamo delle collaborazioni con dei centri anziani comunali dove appunto facciamo queste lezioni, li insegniamo un po', diamo un po' di mobilità, li facciamo fare un po' di esercizi respiratori eccetera eccetera, e quindi è una bella soddisfazione insomma anche per loro che sono contenti e quindi si mantengono sicuramente in salute, ecco. E tornando invece alla disciplina, tu prima mi parlavi anche della selezione dell'allievo, perché tu giustamente dici magari i piccolini hanno bisogno di fare un primo passaggio di maturità personale anche rispetto a un pubblico magari più adulto, ma che tipologia di condizioni anche non so fisiche, psicologiche d'accesso c'è necessità per l'attività, nel senso non lo so, dai 18 anni, dai 20 anni, l'altezza, la grossezza, gambe storte, non so. Caratteristiche fisiche fondamentalmente non ce ne sono, perché appunto come dicevo prima, non essendo uno sport diciamo da confronto, quindi non ci sono gare eccetera eccetera, non c'è neanche una preparazione atletica di chissà quale tipo, insomma ecco, chiaramente ci arrivano i ragazzi di 20 anni atletici e quindi gli puoi fare anche i piegamenti, gli puoi fare gli squat, gli puoi fare vari esercizi, chiaramente a un signore di 60-65 anni che viene a praticare Vinzu, perché ce ne sono, e lì limiti un attimino, insomma, però io penso che ognuno deve arrivare al proprio massimo, quindi questa è una cosa che è richiesta e che richiediamo, perché è un superare il proprio limite, cosa molto importante da fare sia a livello fisico sia soprattutto va a influenzare a livello mentale.
Per quanto riguarda invece le caratteristiche morali che una persona deve avere, diciamo, per entrare nel nostro gruppo, l'importante è che non sia un, chiamo io, casinaro, nel senso potenzialmente noi insegniamo comunque a utilizzare un'arma, che è il proprio corpo, perché il proprio corpo può diventare un'arma se utilizzato in maniera appropriata o non appropriata. Noi insegniamo a usarlo in maniera appropriata, quindi a controllare, molto molto importante. Purtroppo vediamo i fatti di cronaca che molto spesso vengono utilizzati in maniera inappropriata, senza una formazione, purtroppo quello che vediamo e sentiamo in giro. Quindi questo in primis, e appunto la possibilità di non diciamo avere un allievo è cosa importante, anche dire no a volte, quindi è cosa molto molto importante. La disciplina all'interno poi dei vostri bacini, come la propagandate? Nel senso, fate anche attività con la scuola? Come riuscite ad arrivare nei punti un po' più difficili da raggiungere? Sì, guarda, proprio in questi giorni sto valutando e devo assolutamente sentire le scuole per riprendere anche là. Purtroppo, ripeto, siamo stati un po' bloccati gli ultimi anni, ma adesso da quest'anno, diciamo da gennaio-febbraio, riprenderemo anche nelle scuole, perché è molto importante portare la voce all'interno dei più giovani. Che siano le scuole medie meglio, le scuole superiori anche, ma comunque cercheremo di entrare. Poi per il resto quello che riusciamo a fare chiaramente sono queste opportunità, ad esempio, che ci date anche voi, insomma, come Radio Voice o altre che abbiamo, dove cerchiamo un po' di indicare quelle che sono le nostre linee, indicare quella che è, chiamiamola in inglese, la nostra mission fondamentalmente. Quindi noi siamo una accademia che appunto cerca di trasmettere le cose, poi attraverso i social, quindi riusciamo un po' a propagandare quello che facciamo più o meno come fanno tutti. Quei canali. Ma della vostra sede dov'è? Noi abbiamo varie sedi in realtà, qui a Bassano del Grappa, se si può dire, sì, certo, siamo qua apposta. Insegno alla palestra Strong Gym, che è a San Giuseppe, ma comunque è attaccata praticamente a Bassano. E poi sì. Sullo Strong Gym avremo qualche scoop, ragazzi. Ah, continuate a seguirci. Io insegno lì, diciamo, i martedì e giovedì, 20:30 il martedì e ore 20 a giovedì. Si può venire a fare una lezione di prova, chiaramente gratuita, per vedere un po', perché è importante capire anche se questa disciplina fa per voi, quindi è importante anche sentirla, ecco. Dopodiché abbiamo altre sedi, faccio un po' quelle più vicine a Tezze, abbiamo una sede a Vicenza, abbiamo a Vedelago, Treviso, abbiamo varie sedi, comunque dopo ce ne sono anche altre, insomma ne mi sfuggono, ma comunque sulla fanpage trovate tutto, Pinzon Academy Italia. Stiamo qui chiacchiericchiando sulle arti marziali, la tua disciplina in particolare e le varie tipologie di categorie che, da quello che sto capendo, abbraccia un po' tutto, voglio dire. E questo è il bello dello sport in generale e soprattutto dei maestri e degli insegnanti, che sono i primi che riescono ad essere inclusivi, cioè non si pongono limiti rispetto all'allievo che hanno di fronte e cercano un po' alla volta di plasmarlo secondo appunto un'educazione, una filosofia che molto spesso, si parlava proprio nei precedenti interventi, tende un po' a essere data purtroppo scontata, quando scontata non è, perché non esiste, giusto? Sì, esatto, il Vinsu si basa su 3 filosofie fondamentali, che è il confucianesimo, il taoismo e il buddismo. Sono 3 filosofie orientali, una più importante dell'altra. Esatto. Non sono semplici. Noi chiaramente anche con gli allievi non è che andiamo a approfondire nel dettaglio queste filosofie, ma cerchiamo attraverso i principi di queste filosofie di appunto andare ad addestrare anche la morale degli allievi per quanto possibile. Poi chiaramente siamo in Occidente, non siamo in Cina di un tempo, perché anche adesso la Cina è molto molto cambiata. Spesso glielo dico ai miei allievi, se dovessi insegnarvi come hanno insegnato a me o come hanno insegnato al mio maestro, ancora peggio, probabilmente non ci sareste. O avrebbero lavorato dietro. Sì, perché comunque è un metodo differente. Purtroppo sotto un certo punto di vista siamo dovuti anche noi un po' adattare a quella che è la parte occidentale e quella che è la parte occidentale di oggi, che è diversa, devo dire, rispetto a un tempo, anche rispetto a quando ho iniziato io nel 2004. Comunque è cambiata la forma mentis delle persone. Purtroppo sono anche un po' più deboli adesso le menti del giorno d'oggi, quindi cercano un po' di più un equilibrio, cercano un po' di più una parte di sicurezza mentale più che di difesa personale, mentre al tempo mio, quando ho iniziato io, si cercava di più di difesa personale, la parte esterna, diciamo.
E questo vedo appunto, infatti la maggior parte, anche ultimamente stanno arrivando molte donne rispetto a un tempo, molte più donne. Una volta la disciplina marziale tradizionale era prerogativa dell'uomo, invece negli ultimi 10 anni sono arrivate molte più donne. Anche se il Vezzo è una disciplina un po' diversa dalle altre, perché appunto si narra anche che sia stata creata e sviluppata da una monaca 400 anni fa, quindi da una donna, quindi è molto adatta. Dopo che sia vero o meno, perché è una leggenda che è stata tramandata da Ip Man, penso avrei sentito Giampaolo. Sì. Ip Man è i film, no? I film Certo. di Ip Man che hanno fatto in televisione. Sì. Fortunatamente li hanno fatti, perché tante volte mi chiedono cosa hai visto e dico, hai visto Ip Man in film? Quello. Sì, ok, quello. Così al tempo quando ho iniziato io era molto più complicata da spiegare cos'era. Però appunto, essendo uno stile a corta distanza, essendo che non ci sono acrobazie, essendo che non si usa forza muscolare preponderante, quindi è più una potenza tendina, una potenza di frusta, concetti di frusta, molle, eccetera, è molto adatta alle donne, quindi sì. Fortunatamente adesso si sta un po' riequilibrando di nuovo la cosa, perché appunto l'importante è avere sia una parte maschile che una parte femminile anche ai corsi, perché l'uomo dà alla donna quella che è l'energia, la potenza, la donna invece dà quella che è la sensibilità, dà quella che è la scioltezza nei movimenti, quindi si compensa uno yin e yang in un contesto di taoismo, che appunto è una di queste filosofie che fa parte della disciplina. Ascolta Luca, in realtà stiamo andando verso la conclusione della puntata. Lascio un po' a te la gestione della radio, se c'è un argomento che non abbiamo ancora approfondito e che rimane un po' più recondito e che ti piacerebbe esplodere. Sì, la parte del confucianesimo, della filosofia del confucianesimo è molto importante, perché mentre il taoismo e il buddismo sono più delle filosofie, diciamo, che vanno a operare lato interno, quindi lato più diciamo anche un po' meno materialista, più immateriale, no? Invece il confucianesimo è proprio un insegnamento della disciplina, di come si vive in una società. Questa è una cosa molto importante. Il fatto che ci sia nella società attuale, come dicevi prima, tutti questi furti, rapine, eccetera, eccetera, è una cosa che è dovuta dal fatto di una non educazione della società, perché le leggende narrano, ma comunque ci sono anche degli scritti, che ai tempi di Confucio questo non c'era, cioè lasciavano anche le porte aperte per dire quanto era strutturata bene la società. Siamo arrivati verso la fine, qualcosa stiamo già percependo, ma ti lascio DJ per un giorno. Salutiamo tutti i nostri spettatori, lascio a te il saluto e poi il lancio di una tua hit. Sì, saluto a tutti, ringrazio per l'ospitalità. Vorrei ricordare, se possibile, il sito www.vta-i.org, che è il sito dell'Accademia, e la fanpage Vincent Academy Italia su Facebook, che sicuramente è più aggiornata.